Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' dei ciondoli, dei sigilli e dei riti propiziatori che il Degare vostro Marietto Veneziano propongono e vediamo un po' le differenze sostanziali, perché mi sono reso conto che molte persone non hanno ben chiaro la differenza in generale. Allora, iniziamo prima a parlare dei sigilli. I sigilli sono degli strumenti che tanti anni fa il nostro Salomone ha messo a disposizione di tutti. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete ormai ogni lunedì sera alle 20:30 il Ildegarda e Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico. Ultimamente anche Ilde, dopo l'incontro del lunedì sera alle 20:30, alle 21:30 alla live direttamente sul suo canale YouTube, quindi non potete mancare. Il link sono sotto qui in descrizione. Se volete lasciare anche sotto un commento per il vostro Marietto, sempre contento, e anche un bel super like. Vi voglio ricordare che il vostro Marietto ha pure la community dopo i 1000 iscritti, adesso siamo più di 1000, quindi potete andare a prendere circuiti radionici o scaricarli e utilizzarli anche direttamente nella community. Quando vedete qualcosa che c'è nella lezione, nella playlist delle lezioni gratuite del radiestesia basic del vostro Marietto, potete andare in community a cercare se c'è il circuito di riferimento gratuito. Bene, parliamo un po' di questi sigilli salomonici che più o meno dai 3-6.000 anni fa il nostro Salomone ha divulgato. Questi sigilli, i più semplici sono quelli planetari. Sono più semplici ma non per questo meno efficaci, proprio perché quando noi nasciamo abbiamo dei buchi energetici dati dai nostri influssi planetari e questi sigilli, a dipendenza dei nostri bisogni, possono venire in soccorso e aiutarci. Quindi questi sigilli sono importanti proprio per ricostruire il nostro corpo astrale eterico in modo da influenzare positivamente queste mancanze planetarie. Quindi il sigillo plasma per tutta la vita la persona che lo possiede e per cui è stato creato e fatto su misura, praticamente un abito astrale ed eterico. Poi ci sono i talismani che il vostro Marietto propone in due versioni, quello con i numeri di Giove e quello con l'albero sefirotico. Già di per sé sarebbero dei talismani nudi e crudi, perché questi simboli rappresentano, degli amuleti, perché questi simboli rappresentano già delle forti egregore, ma in più il vostro Marietto li carica con dei circuiti segreti radionici e in più, a dipendenza di cosa uno ha bisogno, può programmarlo in modo che l'onda di forma rimanga dentro e a dipendenza dei propri bisogni si può sviluppare un'onda di forma propositiva. Quindi ricordiamo i prezzi: 120 euro costa un sigillo di media, e poi ci sono anche quelli molto più costosi, a dipendenza se si vogliono solo le forze planetarie o i geni, ma chiaramente il lavoro poi diventa molto più importante. E poi ci sono appunto questi talismani, amuleti del vostro Marietto Veneziano, che a dipendenza del bisogno partono da 150 euro, più ogni programmazione sono di 10 euro. L'importanza da sapere è che le programmazioni di questi talismani amuleti del vostro Marietto Veneziano, cioè l'albero sefirotico e i numeri di Giove, il quadrato magico di Giove, sono a vita, perché il Marietto poi costruisce a lato di nascosto per ogni cliente, per ogni persona che lo richiede, un circuito che viene posizionato in un posto strategico nel web, in cui continua a emettere una protezione su questo sigillo. Praticamente sono collegati, ma questa è una cosa che spetta solamente a chi compra questi amuleti. Poi andiamo avanti e parliamo dei riti di alta magia propiziatori. Questi sono dei riti praticamente che vanno a entrare in sintonia, o diciamo vanno ad amalgamarsi o in simbiosi sia con il potenziale sigillo salomonico o sia con il talismano amuleto, proprio perché sono sinergici. Chiaramente la differenza è che il rito propiziatorio minimo dovrebbe in teoria
funzionare o essere attivato per 9 lunazioni, 9 mesi, così si va sul sicuro, però si può fare alcune volte in casi eccezionali anche in 3 mesi o in 6 mesi. Questo perché? Perché se ad esempio il sigillo o il talismano o amuleto hanno una durata di tutta la vita, sono più blandi, invece il rito operativo di alta magia sono più, ad esempio, indicati solamente per uno scopo. Ad esempio il rito, scusate, il circuito, no, voglio dire, il sigillo, scusate, salomonico è più indicato per un lavoro alla lunga distanza, anche l'amuleto e il talismano coprono più tempo, invece il rito operativo di alta magia invece è più immediato e dopo 9 mesi entra subito prepotentemente in funzione e quindi di conseguenza sono complementari. I prezzi di un rito propiziatorio dipende da quanto dura, minimo sono 100 euro a lunazioni, quindi se una persona si vuole fare un rito propiziatorio per la propria ditta perché ha aperto un negozio dentistico oppure un negozio o un ufficio per avvocatura, notai e quant'altro, chiaramente i prezzi sono di 9 mesi, sono 900 euro. Quindi questo è solamente per dirvi e darvi un'idea di prezzi indicativi. Invece, come ripeto, il talismano amuleto costa su 150 euro di base più ogni programmazione 10 euro. Vi voglio ricordare che il talismano amuleto in più ha 5-6 protezione a dipendenza, ma forse anche di più. Comunque di base ha 5-6 protezione già nel prezzo dei 150 euro. Cerchi di fuoco, sensonizzazione dei chakra, armonizzazione dei chakra, antifurto, cioè nel senso che c'è un'onda di forma programmata proprio per tenere lontani stupratori, ladri e quant'altro, e poi all'Aleph, alla programmazione contro le energie negative che vengono trasformate in positive e quant'altro. Insomma, è una bella bestiolina che se portata al collo fa il suo bel lavoro, ma anche se è posizionato vicino alla persona. In ogni caso lui funzionerà anche se viene rubato, per il semplice fatto che il vostro marietto, quando crea questo amuleto, quando lo programma, mette nel web, in un posto segreto dove praticamente non lo può pigliare nessuno, dovrebbe crollare il web, mette in questo posto segreto questo circuito con sul nome e cognome dell'acquirente, che verrà sempre protetto indipendentemente dal talismano, se gli rimane o no, anche perché c'è dentro un elementare nel talismano che proteggerà sempre chi utilizzerà questo talismano o amuleto. Bene, ho fatto questa piccola pillola perché ci sono state alcune persone che mi hanno chiesto di spiegare meglio e andare più in dettaglio su questi prodotti che il vostro marietto e il Degarda promuovono. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto vi ringrazia di avermi seguito fino a qui e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Degarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete che lunedì sera il Degarda Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!